C'era il gioco del nascondino, anche quello era un gioco a cui abbiamo giocato tanto e anche divertente e anche energico, perché c'era da correre, c'era da saltare, c'era da uscire e fare l'improvvisata, no? Io credo che il gioco del nascondino sia noto anche ai bambini odierni. Per quanto riguarda i luoghi, potevano essere svariati, dalla piazzetta del paese dove ci si raccoglieva a giocare. Io ad esempio ricordo la Beorchia oppure il Rione, la via mia a Cordenons, via del Cristo. Eravamo un gruppo di ragazzini, c'era un incrocio, c'era un campo, c'era dello spazio e lì ci si organizzava e si trovava il posto dove poteva andare meglio a giocare a nascondino. Si cercava un posto dove c'erano anche dei rifugi abbondanti. Ci trovavamo magari in un gruppo di 10, chi sta sotto, chi comincia per primo. E allora c'era passa passa Paperino con la pippa in bocca, guai a chi la tocca, l'hai toccata proprio tu. E allora lì la sfortuna di chi doveva star sotto si decideva attraverso queste frasi, che poi ce n'erano anche altre. Io questa me la ricordo perché è una rima che non ti puoi dimenticare, insomma. Doveva contare in base a quanti ragazzini partecipavano al gioco, perché ovviamente se erano in tanti o se eravamo in tanti ci voleva un po' di tempo per trovare un rifugio dove nascondersi. Finita la contata, che ne so, fino a 40-50 secondi così, chi era sotto si girava di spalle e controllava, guardava dove stavano gli altri, e lì l'abilità era trovare dove erano nascosti, e bisognava correre velocemente una volta scoperto uno nascosto sul punto della conta per toccare e fare la mea. No? Chi toccava si salvava. Allora se toccavo io che ero sotto, l'altro restava punito e la volta successiva toccava a lui stare sotto. No? La volta successiva doveva contare lui i 40 e i 50 secondi, quelli necessari affinché gli altri andassero a nascondersi. E il momento forte del gioco però era anche e soprattutto nascondersi, perché trovavamo dei posti incredibili per nasconderci, cioè dovevamo trovare il posto meno arrivabile, il posto più infrattato, no? E così il gioco poteva anche trascinarsi un po' alla lunga, perché mancava da trovare uno del gruppo erano risate perché qualcuno sapeva anche dove era, e a un certo punto insomma veniva anche fuori che un po' si veniva anche svelato il nascondiglio, e dopo però si trattava di fare una corsa per battere la mea, oppure qualcuno andava a nascondersi anche un po' lontano per non farsi trovare, e la cosa si trascinava alla lunga. Insomma, era divertente l'acclamazione di tutti i ragazzi quando uno improvvisamente spuntava da un angolo, no, per correre a fare la mea, e magari chi era sotto non ce la faceva a starci dietro e restava punito un'altra volta. Sì, anche quello del nascondino era un gioco diffuso, ripeto, anche tuttora la mia nipotina si diverte a giocare a nascondino, insomma, quindi direi un gioco ancora valido, se qualche adulto magari si impegnasse un po' anche a riesumarli questi giochi una volta, che erano giochi tutto sommato anche così innocenti, proprio una ludicità adatta ai bambini.